storia, passione, sacrifici e poi gioia, felicità e risultati. Il CSI Tezze sul Brenta è un punto di riferimento per coloro che amano l'atletica e che incarnano nel nuovo millennio il detto latino mens sana in corpore sano. CSI Tezze, una società importante nel territorio per la sua storicità, per i numeri che raccoglie ogni anno. Sì, la nostra società è nata nel 1973, lo scorso anno avevamo per l'ambito dell'atletica 150 atleti e quest'anno tutti si sono confermati, cosa questa importante perché significa che all'interno del gruppo i ragazzi stanno bene e trovano un ambiente positivo sia per fare sport che fare aggregazione tra di loro. I nostri atleti hanno una fascia d'età che va dai 12 anni ai 18 anni. Una fascia d'età importante perché ci sono naturalmente molti cambiamenti per loro. I ragazzi che noi abbiamo sono dei ragazzi che praticano atletica leggera 3 volte alla settimana, quindi devono anche sapersi organizzare con gli impegni scolastici, alcuni anche con gli impegni lavorativi. Quello che noi facciamo dà loro soddisfazione e a proposito di questo devo dire che abbiamo anche degli atleti di valore nazionale. Se lei mi permette faccio alcuni nomi, e quindi Arianna Battistella, Giulia Caregnato, Filippo Toresin, Gandhi Nuaccu e poi tanti altri atleti che stanno pian pianino emergendo e stanno dando grandi soddisfazioni. Atleti che spiccano, atleti che sono pronti ad emergere, ma parliamo di risultati concreti. Quali sono quelli raggiunti più prestigiosi e quali sono le ambizioni per questa stagione? Arianna Battistella per esempio è diventata campionessa italiana nei 200 metri, nel salto in lungo, nella 4% della sua categoria, cioè allieve. Giulia Caregnato è diventata campionessa italiana per la sua categoria juniores nel salto in lungo e nel salto in alto. Filippo Toresin per gli juniores maschi è diventato campione italiano nei 400 metri piani e sempre nella categoria juniores Bizzotto Gianluca primo, quindi campione italiano nel getto, nel lancio del disco. Perché i ragazzi dovrebbero scegliere di abbracciare l'atletica? Perché l'atletica è uno sport alternativo ai più gettonati, perché permette una armonizzazione del corpo che è in crescita e perché presenta varie specialità dove anche quelli che si considerano più deboli in realtà possono emergere.